Sindaco, allora, queste sono tutte iniziative che possono essere anche utili in un momento così difficile per i comuni. Ma sicuramente sono utili, soprattutto per comuni come il nostro, dove negli ultimi anni i boschi sono cresciuti in maniera molto esponenziale. Facciamo in modo che questa perdita di terreno, perché comunque la crescita di un bosco spontanea, come è stata negli ultimi anni, è comunque una perdita di terreno coltivabile, possa diventare una risorsa per i nostri comuni. Oggi è stato presentato questo progetto molto interessante che ha fatto vedere che ci sono delle prospettive, delle possibilità anche economiche per chi avesse voglia di intervenire in questo campo. Facciamo in modo adesso, speriamo che questa possibilità e questi studi si traducano in realtà per far sì che aziende nuove, aziende di giovani, aziende che operano nel mondo dell'agricoltura abbiano non solo una prospettiva ma anche una possibilità di recuperare e di guadagnare qualcosa lavorando qua in loco. Sindaco, allora voi avete molti boschi, avete molto territorio boscato, può essere questa allora una soluzione, visto e considerato che anche la manutenzione dei boschi adesso è un vero problema? Esatto, abbiamo tantissimi boschi e sono abbandonati nella gran parte perché la gente è andata via. Però queste forme, queste soluzioni che sono state vagliate e valutate in questo periodo ci danno una speranza, una possibilità di poter eseguire anche queste lavorazioni di taglio del bosco, di sfruttamento del bosco, che nel passato non erano neanche pensabili. Sindaco, con lei mi viene una battuta, buttiamo acqua sul fuoco? Ma la mia amministrazione ha sempre cercato di trovare delle soluzioni in grado di riqualificare il patrimonio boschivo. Con questo studio che è stato fatto dalla Veneto Agricoltura ho finalmente i dati in mano per poter aderire a un progetto che preveda anche la realizzazione di un impianto a biomassa. Badia Calavena è in questo progetto perché poi il bosco per voi è sempre stato importante. Ecco, come pensate di sfruttare questa idea, questa opportunità? Ma per noi abbiamo già 4 caldaie a cippato che funzionano, già funzionanti nel nostro comune. Quindi per noi sarebbe molto importante avere soprattutto la filiera corta, perché le aree boschive ci sono, perché avremo bisogno di una centrale di stoccaggio e perché proprio noi abbiamo attualmente lo importiamo questo materiale. Oggi sostanzialmente abbiamo chiuso una prima fase di questo progetto che vede appunto le 4 amministrazioni comunali in collaborazione con Veneto Agricoltura e in un tentativo di ridisegnare dei percorsi per l'utilizzo di una risorsa che è abbondante. Chiunque si gira in queste valli si accorge che il bosco è dominante quasi ovunque, una risorsa che è quella del legno, che attualmente appare invece di difficile utilizzazione e soprattutto appare un elemento potenzialmente interessante per lo sviluppo di una valle anche da un punto di vista sociale, dell'imprenditoria locale, e che invece in questo momento è ampiamente sottoutilizzato. Noi abbiamo lavorato su 2 aspetti. Il primo è l'analisi economica del progetto. In sostanza abbiamo cercato di valutare dal punto di vista economico la fattibilità del progetto. Si fa? Il progetto si fa, nel senso che i risultati che abbiamo avuto confermano che già con una produzione di cippato, di biomassa abbastanza limitata, sui 7-8 mila quintali all'anno, il progetto è sostenibile. Quindi i ricavi che otteniamo dal progetto mi compensano completamente i costi che sostengo. Quindi dal punto di vista economico il progetto è fattibile già a livelli di produzione relativamente bassi.